Fa già paura il Piave, basta guardarlo qui dalla piana di Camposolare a Saletto per capire che l'aumento del flusso da ieri sera non fa più dormire chi vive in Golena. Il copione per loro resta quello, a nord aprono le chiuse e dopo 6 ore l'acqua da limpida e tranquilla diventa grigia e minacciosa. Per loro, la gente del Piave, è un avvertimento che non lascia dubbi. Così, già ieri sera, quello che si poteva è già stato portato via o ai piani superiori ed è iniziata l'ennesima angosciosa attesa. Abbiamo passato la notte svegli fino all'1:30 perché avevano previsto la piena per le 2. Quello che mi era rimasto dell'alluvione dell'anno scorso l'ho portata sul giardino davanti. Perché qui a Fagarè, nonostante non fosse la prima volta, brucia ancora l'alluvione dello scorso anno. Una volta che ormai abbiamo preso questa scottata, diciamo, adesso comunque l'ansia c'è sempre, perché questa notte qua comunque chiudere occhio è stata fatica. Questo giovane è nato qui e da un quarto di secolo condivide lo scorrere del Piave. Fuori casa è già pronto l'ultimo trasporto dei tanti già fatti ieri sera. Qua si vede la presa, gli attrezzi di motocoltivatore. Qua abbiamo tirato via tutto, dove c'è un altro deposito, stessa roba qua. Qua è rimasto solo 2 o 3 robette che proprio diciamo dell'ultimo minuto. Portare via il più possibile per non perdere tutto sembra una cosa impossibile nella Marca del secondo millennio, eppure... Questo qua è il livello dove è arrivata l'anno scorso. Questa era una vetrina a credenza che era in soggiorno. E questo è quello che rimane, legno massello, però più di 24 ore a mollo. E la sua storia si può replicare per tutta la gente della Golena che nonostante tutto non vuole e non può andarsene. E se dovesse succedere qualcosa è che io sto pagando ancora il mutuo, sinceramente non so proprio dove andare a sbattere la testa. E allora non resta che resistere e sperare che lassù in montagna, dove aprono le paratie, si mettano una mano sulla coscienza. Credo che l'anno scorso non l'hanno gestita bene, quest'anno sembra che la stanno gestendo bene perché nonostante che piove l'acqua è ancora dentro nel fiume, nel letto del fiume.